canto numero 446. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore, servite Dio nell'allegrezza, con canti di gioia andate a Lui. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore, poiché il Signore è nostro Dio, da Lui siamo creati e siamo Suoi. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Noi siamo il gregge che li guida, il popolo suo, gloria al Signore. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Iniziamo questa domenica, che è la Pasqua settimanale della Chiesa, qui attorno all'altare del Signore, e ci apriamo per accogliere la ricchezza dei doni che il Signore vuole riversare su ciascuno di noi, il dono della sua parola, che è particolarmente significativa e preziosa quest'oggi, e il dono dell'Eucaristia, la totalità del suo darsi a noi di Gesù. Lui che si dona totalmente a noi, offriamo tutto noi stessi, la fatica, il lavoro e gli impegni di questa settimana, e affidiamo anche alla sua misericordia la nostra pochezza e la nostra fragilità. Con tanta umiltà diciamo: Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare. Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori. Christe eleison. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E con gioia innalziamo l'inno pasquale della lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che spargi nei nostri cuori il seme del tuo regno di verità e di grazia, concedici di accoglierlo con fiducia e coltivarlo con pazienza per portare frutti di giustizia nella nostra vita.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme nel terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa.
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato nel terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Possiamo definire la prima lettura e il brano del Vangelo due letture di contrasto tra una realtà piccola, potremmo dire insignificante, e un risultato macroscopico, grande. Nella prima lettura abbiamo sentito la voce di Ezechiele che parla ai deportati in terra di Babilonia, che avevano perso la speranza di tornare nella madre patria, che era la Palestina, la terra di Israele, e usa un'immagine molto bella per indicare quanto il Signore opererà per il suo popolo. Parla di un albero grande, di un cedro grande, e questo cedro grande è Nabucodonosor, il grande re della Siria, il dominatore, il sovrano del tempo. Una mano stacca un ramoscello dalla cima di quel cedro e lo trapianta in Israele, su un monte alto. In realtà il monte alto è l'altura, la collina del monte Sion, ma nella prospettiva del profeta diventa un monte altissimo, perché è il monte del Signore, e lo immette, lo trapianta sul monte del Signore, e questo ramoscello diventa un cedro meraviglioso che accoglie tutti quelli che vanno da lui e li protegge con la sua ombra. Israele, che aveva perso la speranza, era deportato a Babilonia, tornerà nella sua terra per un intervento straordinario del Signore. Israele deve avere la speranza, la fiducia nel Signore. Nella seconda lettura abbiamo sentito la voce dell'Apostolo Paolo, che ci parla della vita presente, la vita che conduciamo in questo nostro corpo, che è tempio del Signore, ma dice siamo in esilio, siamo lontani dal Signore, perché la nostra abitazione è nel Signore. Finché viviamo qui in questa terra e in questo corpo siamo lontani, però dice c'è la fede, e la fede crea una relazione, un rapporto profondo, vitale con Dio. Entriamo in Dio, abitiamo in Dio. È Dio la vera abitazione dell'uomo.
La vita in questa terra è un passaggio, è un esilio. Arriverà il momento che andiamo definitivamente ad abitare presso il Signore, nel Signore. Ed è un cammino di fede che siamo chiamati a compiere, perché è la fede che instaura un rapporto vitale, profondo con Dio, che ci fa diventare familiari di Dio. Essere aperti a Dio fa sì che Dio venga in noi, venga ad abitare in noi. Consapevoli di questo essere in abitazione del Signore, abitati cioè dal Signore, è importante camminare nella fede, perché al termine della nostra vita nel corpo c'è un esame, c'è il giudizio del Signore sul nostro operato. Volenti o nolenti, tutti, questo è importante, tutti, dal più grande degli uomini costituito in autorità, al più piccolo, al più semplice, dovremo rendere conto di come abbiamo camminato, operato nella fede. E allora, ci dice Sant'Antonio in un suo sermone, la vita presente è preparazione a quell'esame e poi alla ricompensa, al voto finale dell'esame, la ricompensa che il Signore ha preparato per noi. E ci dice sempre Sant'Antonio che la ricompensa per chi ha saputo perseverare nella fede è straordinaria, perché è la comunione, visione piena del Signore. Allora siamo invitati a vivere intensamente il momento presente per sviluppare che cosa? Ecco qui il brano del Vangelo. Per sviluppare il regno di Dio. Gesù aveva iniziato la sua predicazione dicendo: il tempo è compiuto, l'attesa è finita, il regno di Dio è vicino, coinvolge l'uomo, convertitevi, cioè apritevi e credete al Vangelo. Il tema fondamentale della predicazione di Gesù è il regno di Dio, e attraverso le parabole spiega in che cosa consista, cosa sia il regno di Dio, che non è una struttura sociale, politica, umana, terrena, ma è il dono di Dio all'uomo, apparentemente piccolo, ma in se stesso è straordinariamente grande e straordinariamente vitale. Due piccole parabole qui Gesù ci ha rivolto stamattina. Quella del grano che viene seminato nel terreno. Il terreno accoglie quel grano e lo fa germogliare fino e lo porta a maturazione. Quando è maturo, dice, mettono mano alla falce, e in senso biblico mettere mano alla falce significa l'intervento ultimo, definitivo di Dio, in cui pronuncia il suo giudizio sull'operato dell'uomo. E i buoni, la ricompensa. Chi invece non ha saputo far fruttificare il regno di Dio, non ha saputo crescere nel regno di Dio, ecco che questo viene inaridito, secca. La seconda parabola è quella del granellino di senape. Per rendersi un'idea, il granellino di senape è più piccolo di un seme di prezzemolo di sedano.
quanti abbiamo pratica, insomma, di questi prodotti di casalinghi. Ma questo seme ha una vitalità, una energia così forte in se stesso che cresce e diventa alto, raggiunge l'altezza anche di 1,5 metri, di 1 metro, anche quasi 2 metri, dove c'è il terreno più idoneo. Una sproporzione tra un seme così piccolo e un risultato così grande. Ecco qui dice Gesù. Il regno di Dio, quando trova la disponibilità, l'accoglienza, si sviluppa, cresce, trasforma la persona. Importante è dare la nostra collaborazione. Due concetti che in queste due parabole Gesù ci offre. La forza intrinseca del seme, cioè del grano di senape, che è il regno di Dio, e la risposta dell'uomo, il terreno che accoglie quel seme e che dà incremento, dà sviluppo, offre tutte le possibilità per una crescita e uno sviluppo pieno. E quel terreno siamo ciascuno di noi. Vogliamo pregare lo Spirito Santo, l'abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima, oggi poi anche a Gemona in parrocchia ci sono le cresime e il sacramento che dona lo Spirito nella pienezza dei suoi doni. Vogliamo pregare lo Spirito Santo perché ci dia la capacità e la forza, o meglio rafforzi in noi la disponibilità a far crescere nella pienezza questo seme del regno di Dio che è stato posto nel nostro intimo con il battesimo e con la cresima. E con tanta gioia rinnoviamo la nostra adesione al Signore con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine ed è stato uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci
ci rivela il cuore del Padre che ha cura di tutti i suoi figli. Per questo è paziente e dà ad ognuno il tempo per aprirsi alla conversione ed entrare nel suo regno. Preghiamo insieme. Accoglici nel tuo regno, Signore. Accoglici nel tuo regno, Signore. Per la Chiesa, i suoi ministri e tutto il popolo cristiano, non dimentichino mai di essere a servizio del regno, che cresce e si sviluppa sotto il sole di Dio. Preghiamo. Accoglici nel tuo regno, Signore. Per gli educatori cristiani, in umile spirito di servizio, credano fermamente che è Dio a trasformare i cuori, usando pazienza, attendendo e dando a ognuno il tempo per crescere, per maturare e per dare frutto. Preghiamo. Accogli nel tuo regno, Signore. Per coloro che soffrono nella malattia, nella solitudine, nella privazione dei diritti, nelle emarginazioni, nel lutto, non venga mai meno la fiducia nell'aiuto del Signore, di cui, pur non conoscendone i tempi, abbiamo la certezza che vuole il nostro bene. Preghiamo. Accoglici nel tuo regno, Signore. Per la nostra comunità, nell'ascolto della parola e nella partecipazione al banchetto dell'agnello, impariamo a riconoscere il Signore, fedele nel compiere le sue promesse, per disporsi ad essere terreno accogliente e fecondo per i suoi doni. Preghiamo. Accoglici nel tuo regno, Signore. E vogliamo affidare al Signore anche quei giovani e quegli adulti che quest'oggi riceveranno lo Spirito Santo nel sacramento della Cresima, perché quei doni che lo Spirito depone nel loro animo possano trovare una piena partecipazione e collaborazione per l'incremento del regno di Dio. Preghiamo. Accoglici nel tuo regno, Signore. Padre Santo, i tuoi tempi non sono quelli frenetici ed impazienti degli uomini. Donaci la pazienza e l'amore per le cose umili. La croce del tuo Figlio ci insegni la speranza, perché anche dalle apparenti sterilità e dalle sconfitte più sgomente può nascere una vittoria per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. E preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa settimana,
ti vengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per il Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, il glorioso Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli di Dio, animati dallo Spirito Santo, ci rivolgiamo al Padre Celeste con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Diamoci un segno di comunione e di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi.
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto numero 13. Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. E io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me, ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. Ed io lo so che in te, Signore,
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che alle ore 21 questa sera c'è un intrattenimento musicale con il coro delle Panarie. Grandiosa l'armonizzazione della preghiera del Padre nostro. Siamo invitati qui a partecipare. Il 20 giovedì, siamo il terzo giovedì del mese, alla sera dalle 17 alle 18 siamo un'ora di adorazione eucaristica e continua per tutto il mese di giugno la pesca di beneficenza. Il Signore sia con voi, ci accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Il canto 182. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria, Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, e il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. Grembo di Dio, venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui.